Abbiamo fatto questi cartelloni perché veramente in questa scuola non si può più vivere. C'è cose che cadono a terra, acqua che entra nei tubature, adesso che fa un freddo, no veramente. Abbiamo le coperte. Tacché i termi, slogan con cui gli studenti dell'alberghiere grafica Musatti di Dolo dalle 8 di questa mattina hanno scioperato per il troppo freddo in classe. Sono rappresentante di quarta A, la mia classe sciopera perché a scuola non abbiamo le temperature adatte per stare in classe. Sono della classe quinta D e da noi il riscaldamento è spento tutta la settimana. Tacché i termi, qualcuno si porta pure la stufetta da casa, studenti costretti da tempo a fare lezione non soltanto con guanti, cappelli, sciarponi, ma addirittura con coperte, come questa studentessa ripresa durante l'appello con il telefonino tra le risate dei suoi compagni alle 8:01, abbarbicata al termosifone e avvolta dalla testa e i piedi dalla trapunta. La situazione di questa mattina nelle aule è ripresa dagli studenti nella veste di reporter. Il problema è sorto quindi nella quarta E e nella classe di fianco, che sono le più fredde, quarta D, e ancora adesso sono le più fredde in tutto l'istituto. Noi non riusciamo a stare nelle aule perché non ci sono le dovute temperature per fare lezione. Le aule sono piene di spifferi, di aria fredda. Termosifoni spenti o che non vanno, con classi con temperature siberiane o all'opposto, quasi tropicali, ma soltanto fino alle 10, sebbene siano complessivamente 850 gli studenti, compresi quelli delle serali. Tacché i termi, dicono gli studenti. Pensiamo che siano condizioni consone per venire a scuola, quindi per questo oggi siamo qua fuori a protestare.